Smascherati dalle telecamere, individuati e denunciati per furto aggravato in concorso gli autori di un colpo messo a segno 3 mesi fa nella sala giochi Central Park di Piazza Marconi a Jesolo. Nei guai un senegalese di 31 anni residente a Lecco e la complice 25 anni albanese che vive a Bologna. Lo scorso febbraio la coppia e altri 2 individui ancora sconosciuti erano entrati nel locale in orario d'apertura e avevano forzato 2 videogiochi rubando 500 euro di monete. Ma non hanno fatto i conti con l'impianto di videosorveglianza che li ha incastrati. Si cercano gli altri 2 ladri. Mirano, dopo essere stato arrestato giovedì scorso, torna nuovamente sotto i riflettori della cronaca il 35enne di Martellago che in un raptus di follia aveva picchiato la madre e distrutto l'auto a colpi d'ascia. Questa volta è stato lui la vittima di un'aggressione. Dopo una discussione accesa con un marocchino di 40 anni all'interno di un bar di via Gramsci a Milano, il magrebino è passato dalle parole ai fatti e l'ha pestato. 1 mese di prognosi con frattura alla tibia, il volto pieno di lividi e contusioni su tutto il corpo. Sul posto i carabinieri della locale stazione che hanno arrestato l'aggressore, mentre il 35enne è stato portato al pronto soccorso per le cure. Meolo nascondeva droga nello scooter, denunciato un 19enne di Roncade, perquisito mentre si trovava in un parco a Meolo, in compagnia di alcuni coetanei. Alla vista dei carabinieri i giovani hanno cominciato ad agitarsi, fatto che ha insospettito gli uomini dell'arma che hanno fatto partire le perquisizioni, trovando nel motorino del 19enne un pacchetto di sigarette contenente diversi involucri di marijuana e hashish, oltre ad uno sminuzzatore per tritare lo stupefacente. Il ragazzo è stato anche segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze psicotrope. San Donà di Piave. Promozione del progetto del controllo del vicinato con il coinvolgimento diretto delle polizie locali e dei sistemi di videosorveglianza integrati, campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza, raccolta sistematica delle informazioni che giungono dai cittadini e mappatura delle aree sensibili del territorio. Sono i punti salienti del protocollo d'intesa tra la Prefettura di Venezia e 15 comuni, San Donà di Piave e Capofila. Il protocollo si basa sul diritto alla sicurezza, anche percepita, e sulla necessità di impostare un sistema integrato di sicurezza che valorizzi al massimo la collaborazione con i cittadini. Dal canto suo, la Prefettura organizzerà appositi incontri di formazione e informazione sul controllo del vicinato.